Nel febbraio 1944 il generale Ludwig Kübler, comandante della Wehrmacht nella zona d'operazione litorale adriatico, territorio amministrato direttamente dal Reich, preoccupato per il grave pericolo costituito dai partigiani, impartisce l'ordine terrore contro terrore, occhio per occhio, dente per dente, perché è giusto e necessario tutto ciò che conduce al successo. Kübler assicura i suoi sottoposti: coprirò personalmente ogni misura che sia conforme a questo principio. Nelle province di Udine, Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Lubiana, che costituiscono la zona operazioni, l'escalation della violenza non ha sosta. A Trieste la resistenza è organizzata nella rete clandestina delle fabbriche, nei GAP, cioè nei gruppi di azione partigiana, e nel CLN, il Comitato di Liberazione Nazionale, ed è esposta a gravi rischi. I combattenti della libertà devono guardarsi dall'apparato repressivo nazista e da quello del collaborazionismo locale, specialmente dell'Ispettorato Speciale di Pubblica Sicurezza e dall'attività di numerosi infiltrati. Nel mese di marzo 1945, 4 gappisti compiono un sabotaggio senza vittime a un'autorimessa tedesca in via Massimo d'Azeglio. Individuati dalle SS e torturati dall'Ispettorato Speciale, la mattina del 28 marzo, i 4 giovani vengono condotti sul luogo dell'attentato. Hanno tutti tra i 17 e i 21 anni. Vengono pubblicamente impiccati a ganci rudimentali e il cappio li strangola lentamente. La via Massimo d'Azeglio si trova nei pressi dell'ospedale Maggiore. Ogni anno il Comune e l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia depongono una corona d'alloro sulla lapide commemorativa che riporta i nomi delle vittime dell'eccidio: Giorgio De Rosa, Sergio Cebroni, Remigio Visini e Livio Stocchi. Attorno alla città operano alcune brigate partigiane italiane e slovene, e di queste ultime fanno parte alcuni combattenti sovietici che sono riusciti a sfuggire alla prigionia tedesca. In particolare, 2 di essi sono di origine azerbaigiana, Mekci Hussein Zadeh e Mirdamat Seidov, e proprio loro divengono protagonisti di una serie di clamorosi attentati. Fingendosi soldati tedeschi, piazzano una bomba in un cinema della frazione di Opicina, uccidendo 7 soldati germanici. Pochi giorni dopo colpiscono in pieno centro di Trieste, a Palazzo Rittmeier, trasformato in casa del soldato germanico. Sulla dinamica dell'attentato esistono varie versioni, alcune fantasiose. Tra le tante, la più attendibile sembra quella offerta dalla testimonianza autobiografica del capo dell'ufficio informazioni del cosiddetto battaglione russo, un documento scoperto di recente. Il 22 aprile 1944, intorno a mezzogiorno, si fermò di fronte alla casa del soldato tedesco, Soldatenheim, una Opel. Vi erano lì di fronte posteggiate anche altre automobili. Ne discese un capitano delle SS, biondissimo, molto autoritario e convinto del suo ruolo. Rimase ad attenderlo in strada un altro militare germanico. Mehdi Hussein Zadeh, abilissimo in travestimenti, che allora purtroppo nella lotta partigiana in guerra si usavano in tante circostanze, salì al terzo piano dove si trovava la mensa riservata agli ufficiali. Portava con sé una valigetta contenente dell'esplosivo. Si accomodò tranquillo con sangue freddo in un tavolo un po' discosto in fondo alla sala. Ordinò il pranzo, simulando di avere una certa fretta, doveva infatti stare nei tempi consentiti dal timer dell'esplosivo. Ordinò una bistecca, del vermouth, un caffè. La sala era stracolma di ufficiali, si fumava, si discuteva.
scambiò qualche parola con qualche collega, tra virgolette, consumato il pasto, se ne uscì tranquillamente, la macchina era lì ad attenderlo. L'ufficiale germanico che lo attendeva era in realtà un austriaco che odiava il nazismo, che lo aveva aiutato in altre imprese, odiava il nazismo perché il padre ne era già stato vittima e quindi compiuta questa azione i due partirono prendendo la strada di Gorizia. Pochi minuti dopo avvertirono i colpi dell'esplosione, la concitazione che si era scatenata e dentro all'edificio e in strada. Le rappresaglie tedesche che seguirono i due attentati furono terribili. A Opicina vengono fucilate 72 persone. A Trieste, nelle carceri del Coroneo dei Gesuiti, vengono prelevati 51 ostaggi civili, partigiani e politici italiani, sloveni e croati. Fatti scendere da un camion e scortati all'interno, vengono impiccati a uno, chi alle balaustre delle scale, chi alle finestre, ed esposti per 2 giorni a monito per la popolazione. Tra gli ostaggi vi sono ragazze e ragazzi in giovanissima età. Carlo Cresai, a 16 anni, Giuseppe Turk, 17, come pure Giulio Della Gala, Luciano Soldati, 18. Tra le donne ci sono Laura Petracco in Negrelli, Zora Germet, Maria Turk. Il fratello di Laura Petracco, Silvano, di 18 anni, verrà tratto dalle carceri e impiccato con altri 10 suoi compagni un mese più tardi. Una lapide, dettata da Silvio Benco, posta sulla facciata nel 1947, ricorda l'eccidio. E ogni anno il Comune di Trieste onora la memoria delle vittime delle barbarie nazifascista, deponendo una corona d'alloro. L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'Associazione Combattenti Antifascisti di Postumi onorano a loro volta i caduti per la libertà, deponendo ogni anno una corona d'alloro sopra una finestra della facciata.